Mi fa piacere. Io volevo solo dire una cosa, che tu lo sai, Gino, è difficile che io chiamo in diretta, ma non per qualcosa, per tempo. Vabbè, ma noi siamo fratelli, dai. Brava, e mi lo ha abbattuto, non pure ce l'ha con me. No, volevo dire che io sono amico con tutti i cantanti, però in modo particolare con Gino mi reputo più un fratello che un collega e amico. Dunque gli voglio siamo cresciuti insieme, io sono un poco più grandicello di te, però insomma voglio dire, dall'età di 10 anni siamo cresciuti insieme con il tuo grande papà, che io insieme a me anche lei lo manda un bacio al papà, il caro Giacchino, perché materialmente non c'è, ma il suo spirito è sempre con noi che siamo cattolici dobbiamo credere a questo. Le prime feste di piazza dove hai fatto con papà, ricordo con piacere queste cose, eravamo ragazzini tutti e due. Allora, le prime feste di piazza io prendevo, mi dava 70.000 lire tuo padre e non lo dimenticherò mai. Come tuo padre c'è stato un altro mio grande amico che mi ha fatto del bene e io lo saluto, inerente al discorso artistico, ma come uomo e come persona eccezionale nei miei confronti. Erano due di loro, tuo padre Giacchini Caravit ed era, perché fortunatamente diciamo materialmente esiste, sta bene. E il caro amico Rendano, Ciro Rendano, che saluto con grande Ciro. Il richieste, lo sabato di gioco era un meno che dietro. Bravo. E lui mi dava 16, ma come chi le Giacchini me la 70.000 lì? E disse, ma perché ne posso la 50.000 lire? No, mi era 70.000 lire, bene a sapere Giacchino. Sì, no, i tempi sono cambiati, però tu sei restato comunque tale, un ragazzo con i piedi per terra e negli ultimi tempi stai sfornando delle straordinarie canzoni. Grazie a Sergio Donati e a Checco D'Alessio, perché io do a Cesare quel che è di Cesare. Un saluto a tutti. Mi cuciono, si dice, mi pare, no? Mi cuciono i vestiti addosso. Fanno vestiti adatto per te. Certo. Il problema non c'è quando da un artista esce l'arte, e da parte tua non c'è bisogno che lo dico, perché comunque voglio dire figlio d'arte, fratello d'arte. Grazie. Nella tua famiglia regna l'arte. Ti ringrazio, molto buono. Non rubo altro tempo, ti voglio bene, mi sto mangiando una fettina di carne con l'insalata, mi sto gustando due amici, Gino Da Vinci e Lello Stefanini. Grazie tesoro. Mi aspetto una chiamata per venirti a trovare a casa tua. Perché lui come sento un mangiare subito? No, a casa artistica. A casa artistica. Va bene. Gino, casa mia è casa sua, lo sa bene, quante volte viene a casa mia non bussa neanche, va la finestra direttamente. In televisione tengo a dirlo che nelle mie trasmissioni è forse stato l'unico che ho avuto il piacere. Sì, il piacere è stato mio, perché gli voglio tanto bene. Vi saluto, vi auguro una buona notte, buon proseguimento e vi ho salutato a Melici. Oggi ci vedremo. Ciao a te, a Tommaso. Ciao, buonanotte. Abbiamo visto ce l'ha fatta. Sì. Allora,